Un investimento da 140.000 euro in cultura, una scintilla per accendere il motore, come l'ha definita l'assessore veneto alla cultura Corazzari, un volano in sostanza per sostenere reti locali di comuni, coordinati dalle 6 province della città metropolitana di Venezia, che abbiano presentato un loro cartellone di appuntamenti musicali, teatrali, di danza o di arte. E anche quest'anno Rete Eventi ha permesso di formulare un cartellone unico e ben nutrito per il Veneto. Ad oggi abbiamo 148 eventi che sono tra di loro articolati in più manifestazioni e quindi nel territorio si arriverà sicuramente ad avere diverse centinaia di manifestazioni, eventi culturali di una pluralità di discipline che permetteranno di far raggiungere anche nel più piccolo comune sicuramente una offerta culturale di altissima qualità. Il finanziamento della Regione è quindi la miccia, diciamo, di tutti questi eventi. Di quant'è l'importo? L'importo è 140.000 euro che vengono distribuiti tra le varie province. Ciascuna provincia a sua volta allarga l'orizzonte della copertura economica, integrando i finanziamenti con quelli di privati e fondazioni e consentendo così anche a comuni molto piccoli di poter ottenere la realizzazione dell'evento desiderato. Alcune volte i fondi vengono assegnati direttamente, in altre situazioni il vantaggio arriva dall'anticipo di spese tipo la pubblicazione dei pieghevoli promozionali. Ecco qualche esempio, partendo dalla provincia di Padova. Abbiamo 300 eventi e 19 reti territoriali comuni che si parlano assieme e che creano cultura. Una spesa totale di 110.000 euro, 50.000 euro li mette la Fondazione Cassa di Risparmio, 20.000 li mette la Regione e 40.000 li mette la provincia di Padova. Le rassegne sono singole, ma poi all'interno della rassegna c'è tutta una serie di eventi che si dipanano all'interno per quanto riguarda il Polesine del nostro territorio. La provincia di Treviso come ha applicato invece la possibilità di fare economia ai comuni per gli eventi? Tra le altre cose abbiamo messo a disposizione la nostra stamperia che ha della tecnologia nei macchinari ancora attuale, ha delle professionalità nei dipendenti, accompagnata da un ufficio grafica con altrettante professionalità riesce a dare risposte a tutti coloro che si promuovono, si pongono in rete eventi facendo risparmiare loro tutto il materiale pubblicitario che accompagna ogni singolo evento.